Ciao, benvenuto! Nel video di oggi voglio tornare a parlarti un po' della vipera. Ho già fatto un video sull'argomento, te lo lascio qui sopra e sotto in descrizione, ti consiglio di andare a vederlo. Sotto questo video continuo a ricevere parecchi commenti, soprattutto su determinati argomenti. Le domande sono abbastanza ripetitive, quindi ho pensato di raccoglierle e di andare ad approfondire dei particolari aspetti che comunque ho già trattato nel precedente video. Quindi buona visione! Allora, innanzitutto chiariamo l'aspetto della velenosità della vipera. La vipera non è l'unico serpente presente in Italia che è velenoso. A dire la verità esiste un altro serpente che è un colubride, non appartiene alla famiglia delle vipere, che è il colubro lacertino. Questo non fa parte delle vipere, è un colubride, può raggiungere anche i 2 metri di lunghezza, ha un'indole abbastanza tranquilla ed è molto raro. Se non sbaglio lo si trova in Liguria e basta, ma non sono sicuro al 100%. Ad ogni modo il veleno di questo serpente è davvero poco attivo. In caso di morso si ha solamente un po' di dolore e poi passa tutto, quindi non è pericoloso per l'uomo. Il serpente veramente pericoloso per l'uomo in Italia è la vipera. Tutte e 5 le specie di vipere presenti in Italia sono velenose. Quello che cambia tra una e l'altra è il quantitativo di veleno che producono e che sono in grado di inoculare con un morso. La più pericolosa di tutte è la vipera dal corno, presente in maniera omogenea qui in Friuli Venezia Giulia, poi è presente anche in Veneto e in parte del Trentino Alto Adige. Questa è la vipera più pericolosa tra le 5 specie perché è in grado di produrre circa dai 10 ai 35 mg di veleno. E poi solitamente la media di inoculazione in un morso sono 7 mg, quindi inferiore al limite diciamo pericoloso per un uomo adulto e sano, però il morso della vipera dal corno può essere molto pericolosa per i bambini, per gli anziani e per le persone con problemi, soprattutto con problemi cardiaci. Quindi ricapitolando, tutte le vipere sono velenose, tutte potrebbero causare la morte di bambini, persone anziane o persone con problemi fisici, però tra queste, tra le 5 specie, la vipera Modites, nome comune vipera dal corno, è la più pericolosa in quanto produce più veleno e ne può inoculare di più con un singolo morso. Un'altra questione che ritorna molto spesso nei commenti è quella riguardo al siero per il veleno della vipera. Questo non è più commercializzato da almeno credo una quindicina d'anni. Una volta si poteva acquistare in farmacia, da ti dico almeno 10 o 15 anni non si può più acquistare e deve essere utilizzato solo da personale medico in struttura ospedaliera. Quindi è inutile che tu vada in farmacia e tu vada a richiedere questo siero. Perché è stato ritirato dal mercato? Principalmente per 3 motivi. Innanzitutto il siero, perché mantenga la sua efficacia, deve essere conservato ad una temperatura di circa 4 gradi centigradi, cosa impossibile durante un'escursione. Poi, nel caso in cui questo vada utilizzato, va somministrato per infusione endovenosa lenta e inoltre va diluito in circa, mi pare, 100 ml di soluzione fisiologica. Ora capirai che già è difficile portarsi dietro il siero e mantenerlo a 4 gradi, inoltre dovresti anche portarti la soluzione fisiologica e somministrarlo in via endovenosa. Se si fa un'iniezione inframuscolare non è che non funzioni, ma la sua efficacia è minore e il tempo di azione è molto più lungo. Spero di non aver detto stupidaggini coi termini, queste cose le ho lette, io non sono un medico, in caso se i termini non sono proprio esatti correggimi sotto nei commenti, ma credo di aver spiegato abbastanza bene il concetto. Secondo motivo per cui non viene più venduto il siero è che la statistica ci dice che il 20% dei morsi di vipera sono a secco, quindi senza inoculazione del veleno. Se la vipera ci ha morso ma non ha iniettato il veleno, noi prendiamo il siero e ce lo iniettiamo, facciamo solo che peggio, andiamo a peggiorare la nostra situazione, in quanto il siero è di origine animale, viene estratto dall'emoglobina del cavallo, quindi se si è allergici o se si fa un'iniezione troppo consistente si rischia lo shock anafilattico e quindi si va solo a peggiorare la situazione. Quindi ricapitolando, il siero non è più acquistabile in farmacia e deve essere utilizzato solo da personale medico in struttura ospedaliera. Questo per i motivi di impossibilità di conservazione in campo,
pericolosità del siero se effettivamente non c'è stata inoculazione del veleno o in caso di allergia, e comunque difficoltà nel somministrare il siero al paziente. Bene, allora adesso che sappiamo perché sono pericolose le vipere, sappiamo perché non si usa il siero, vediamo cosa fare invece in caso di morso. Innanzitutto bisogna assicurarsi che il morso sia effettivamente di vipera. Come si fa? Si guarda il morso. Difficilmente si riuscirà a vedere il serpente è molto rapido, attacca in maniera molto rapida e poi è piccolo. Nell'immaginario comune le vipere sono dei bestioni giganteschi, in realtà le vipere raggiungono a volte il metro, difficilmente lo superano. Quindi non sono serpenti molto grossi, i serpenti quelli lunghi sono i colubridi, non le vipere. Quindi cosa fare in caso di morso? Innanzitutto si guarda il morso, se sono presenti due forellini rossi più grandi a distanza di circa dal mezzo centimetro al centimetro, allora praticamente siamo sicuri che sia vipera. In casi abbastanza rari la vipera potrebbe perdere uno dei due denti veleniferi, quindi c'è solo un foro, anche in quel caso è un indizio che sia un morso di vipera. I sintomi dell'avvelenamento da vipera principalmente sono innanzitutto il dolore, poi dalla ferita sgorga sangue e siero e insomma, entro una mezz'oretta circa dal morso si può iniziare a sentire senso di vomito, di nausea e poi si ha un calo pressorio. Questi sono i sintomi. Quindi se si viene morsi una volta che si è accertato che effettivamente sia morso di vipera, bisogna mantenere la calma il più possibile. Immagino che non sia semplice, a me non è mai successo per fortuna, immagino non sia semplice, però bisogna cercare di mantenere la calma, chiamare i soccorsi, si chiama il soccorso alpino, il 118, gli si dice sono stato morso da una vipera e loro vi vengono a prendere ovviamente. Intanto che si aspettano i soccorsi, se l'arto colpito è un braccio, ci si sfila orologi, anelli e altre cose che si hanno. Si può steccare l'arto esattamente come quando ci si rompe un osso, perché così si immobilizza l'arto e si evita che il veleno entri in circolo. Il veleno entra in circolo per via linfatica, quindi i lacci emostatici sono inutili. Si può fare una fasciatura abbastanza non troppo stretta per bloccare, per rallentare la circolazione linfatica. Evitare assolutamente suzioni, tagli, sono tutte cose inutili. Non somministrare alcol, che è un vasodilatatore, invece può far bene del tè o del caffè perché aiuta a mantenere la pressione alta ed evita il calo pressorio che il veleno può indurre. Quindi ricapitolando, in caso di morso ci si accerta che effettivamente sia un morso di una vipera, ci si tranquillizza, si immobilizza l'arto, si tolgono anelli o catenine, si aspetta lì, ci si può bere tè o caffè, evitare l'alcol e ovviamente non si utilizza il siero. L'ultima domanda che mi è stata fatta riguarda i cani e la pericolosità che questi vengano morsi. Purtroppo c'è questa possibilità, anzi forse è più alta la possibilità che venga morso il nostro amico a quattro zampe, in quanto soprattutto se non lo teniamo al guinzaglio, lui corre in giro, infila il muso sotto le rocce, dentro l'erba e potrebbe essere che venga morso. I cani soprattutto vengono morsi sulle zampe o sul muso. Ovviamente la gravità del morso dipende dalla stazza del cane e da dove viene morso. Se viene morso sul muso è davvero più pericoloso che non sulle zampe. Anche in questo caso c'è poco da fare, bisogna cercare di tranquillizzare il cane e di portarlo nel più breve tempo possibile dal veterinario. Altri sistemi purtroppo io non ne conosco, magari se tu sai dare qualche informazione di più ti invito a farlo sotto in descrizione, così andiamo anche a migliorare questa domanda di cui purtroppo di più di così non so cosa dire. Bene, allora queste erano le principali domande che ho trovato sotto il precedente video dedicato a questi rettili. In chiusura voglio ricordarti una cosa: in Italia rettili e anfibi sono specie protetta dalla direttiva Habitat, quindi chi li uccide compie un reato punibile per legge. Questi rettili sono fondamentali all'interno dell'ecosistema, svolgono diverse funzioni sia come predatori ma anche come prede. Quindi mi raccomando, non uccidere i rettili, non credere di fare un favore agli altri escursionisti o all'ambiente se vedi un serpente e lo uccidi. Inoltre, la maggior parte delle volte non incontriamo vipere, incontriamo colubridi che magari possono dimostrare un atteggiamento anche, diciamo tra virgolette, aggressivo, ma in realtà non sono assolutamente pericolosi. Anzi, alcune specie di colubride cacciano le vipere e le uccidono. Quindi ricordati sempre rettili e anfibi
specie protetta e non vanno assolutamente uccisi, mi raccomando. Bene, allora spero che questo video abbia chiarito dei dubbi legittimi di chi va in montagna, chi vive la natura. Ti invito a farmi altre domande, se non sono stato chiaro in alcuni punti fammele pure sotto in descrizione, cercherò di rispondere nel modo più esaustivo possibile. Se sei già iscritto al mio canale ti ricordo di attivare la campanella che trovi sotto tra il nome e il numero degli iscritti. Purtroppo YouTube ha cambiato il suo algoritmo e a quanto pare, anche se sei iscritto al canale, non vieni avvisato quando pubblico se non attivi la campanella. Quindi se non ti dispiace fare anche questa cosa mi fai un grosso favore. Bene, io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!